Salut Lombardia! Anzitutto una piccola informazione. La pubblicazione dei video passa dal Saturday al lunedì per darvi la possibilità di poterli gustare al meglio. Oggi invece voglio occuparmi del movimento nazionalista lombardo, il primo movimento lombardista creato da me e da Adalberto Roncari nel maggio del 2011. Nella scorsa volta mi ero occupato del lombardesimo, l'etnonazionalismo lombardo. In questa invece prendo in considerazione, come detto, il movimento primigenio creato da me e dal contubernale Roncari il 6 maggio del 2011, data mediana tra l'equinozio di primavera e il solstizio d'estate. Nacque in quel della Val Travaglia Varesotta, Alto Seprio, anche per via della cornice naturale data dai boschi della Froda, un habitat ideale per poter ricreare da subito un movimento che rappresentasse un ritorno alle radici genuine, una sorta di palingenesi identitaria. Il movimento nazionalista lombardo era un'associazione politico-culturale che si prefiggeva anzitutto l'affrancamento della genuina identità lombarda. E la genuina identità lombarda passa anzitutto per i territori della Lombardia etnica, ossia quelli abbracciati dal bacino imbrifero del fiume Po. Insubria, Orobia, Emilia fino al Panaro, Piemonte, territori accomunati da un'identità ligure, celto-ligure, gallica, longobarda e lombarda in senso medievale, e accomunati anche da una lingua ben definita, da una serie di tradizioni e anche da uno spirito, da una mentalità che fanno comprendere appieno quanto l'attuale regione Lombardia sia artificiale, così come la stessa Padania leghista che non poneva la giusta enfasi sul sangue, sul suolo e sullo spirito. Naturalmente la Lombardia nel senso più esteso racchiude tutta la Cisalpina, ma lo zoccolo duro dell'identità lombarda è dato proprio dalla Lombardia etnica. Il movimento nazionalista lombardo, in quanto associazione politico-culturale, innanzitutto voleva occuparsi della divulgazione culturale e dunque della diffusione dei concetti fondamentali di lombardesimo, di Lombardia etnica, di lombardità, a partire per l'appunto dai territori succitati. Il fulcro chiaramente è rappresentato dall'Insubria, ma anche Orobia, Emilia fino al Panaro e Piemonte fanno parte di questa Lombardia etnica per tutta una serie di vincoli identitari, tradizionali, anche spirituali direi, e caratteriali, che vanno così a contraddistinguere genuinamente l'accezione di lombardità di cui io stesso in tutti questi anni mi sono occupato, definendola anzitutto nei suoi confini padano-alpini. Il movimento nazionalista lombardo, oltre all'etnonazionalismo, si occupava anche di identitarismo, di tradizionalismo, di conservatorismo in senso identitario, ideologie volte tutte quante alla riscoperta della genuina lombardità, alla sua giusta valorizzazione e promozione. Segni distintivi del movimento nazionalista lombardo erano le note camicie plumbe e la stessa croce lombardista, che era un'integrazione del San Giorgio, ossia della croce di San Giorgio padana, con la squisita ruota solare di origine indoeuropea. Un simbolo che poi tornerà anche, assieme alle camicie plumbe, in Grande Lombardia. Il movimento creato nel novembre del 2013 che andava a raccogliere l'eredità dell'MNL allargando il proprio sguardo all'intera Cisalpina. Devo dire che l'MNL fu un'esperienza molto interessante proprio perché fu l'esordio mio, di Roncari e di altri lombardisti nel panorama etnonazionalista militante, ma anche perché pose per la prima volta una seria questione lombardista che esulava dal contesto tanto padano quanto banalmente regionale, che chiaramente hanno poco a che vedere con la vera identità dei lombardi. Rimane dunque, per quanto esaurita e continuata poi in Grande Lombardia, un'esperienza fondamentale
anche da un punto di vista ideologico, proprio perché fu la concretizzazione dell'ideologia lombardista. E per quanto non si raggiunsero mai grandi numeri, devo dire che rimane impressa nella memoria proprio perché fu la prima forma e il primo esperimento di lombardesimo militante in un momento in cui impazzava ancora il leghismo e in un momento in cui purtroppo l'idea di identità lombarda era del tutto banalizzata, atrofizzata o confusa con delle fantomatiche padagne che poco hanno a che vedere con il sangue, il suolo e lo spirito della Lombardia, dei Lombardi e della lombardità. Da parte nostra era dunque giusto e doveroso scendere in campo con un'esperienza che, per quanto non sia stata molto duratura, ha rappresentato indubbiamente un esperimento valevole, continuato in grande Lombardia e nella testimonianza di tutti coloro che ancora oggi possono definirsi lombardisti, col sottoscritto in testa. Appuntamento a settimana prossima e Salut Lombardia!